Martedì 21 gennaio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Tanta cronaca stamattina per cominciare. Intanto a Catania è stata sgominata una corposa piazza di spaccio che agiva nel quartiere di San Cristoforo. 18 gli arresti che sono stati operati dai carabinieri impegnati nell'operazione denominata Molosso. Tra questi 18 arresti anche 5 minorenni. Ci sono anche 5 minorenni tra le 18 persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Catania nel corso dell'operazione Molosso. L'indagine che ha disarticolato un sodalizio criminale che gestiva una piazza di spaccio nello storico quartiere San Cristoforo di Catania è stata condotta dai militari di Piazza Dante dal giugno 2023 al febbraio dello scorso anno, con il coordinamento di 2 procure, quella distrettuale e quella per i minorenni. I video nelle mani degli inquirenti mostrano gli spacciatori contare i soldi incassati e i momenti in cui cedono dosi attraverso lo spioncino di una porta blindata per evitare controlli da parte delle forze dell'ordine. Agivano indisturbati e noncuranti persino della presenza di un bambino che in braccio ad una persona assisteva all'attività di spaccio. Oltre 100 carabinieri impegnati nell'operazione che ha inchiodato le 18 persone. Per i 5 minorenni le ordinanze cautelari sono state emesse dal rispettivo tribunale per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e acquisto, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti. È stato emesso in contemporanea anche un decreto di sequestro diretto o per equivalente di beni a carico degli indagati maggiorenni. Ancora notizie delle ultime ore, la direzione investigativa antimafia ha confiscato ad un imprenditore originario di Polizzi Generosa nel Palermitano, ma da anni residente a Caltanissetta, beni e rapporti bancari per un valore stimato pari ad oltre 9 milioni di euro. Le indagini hanno ripercorso la carriera dell'imprenditore dalla metà degli anni 80 ad oggi, accertandone la pericolosità sociale nonché un'ascesa economica e imprenditoriale costellata da costanti e continui rapporti intrattenuti con l'imprenditoria mafiosa nell'ambito della gestione di appalti in Sicilia. E adesso torniamo ad occuparci della vicenda giudiziaria che riguarda il vescovo di Piazza Armerina. La procura di Enna ha ottenuto il rinvio a giudizio per Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina, e anche per il suo vicario giudiziale Vincenzo Murgano. Entrambi sono accusati di falsa testimonianza nel caso dei presunti abusi su minori. Troppe le contraddizioni, troppi non ricordo, e così sia il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, sia il suo vicario giudiziale Vincenzo Murgano il prossimo 26 maggio dovranno salire sul banco degli imputati per rispondere di falsa testimonianza. I 2 prelati avevano ricevuto l'avviso di conclusione indagine lo scorso dicembre dopo la denuncia di Antonio Messina, l'archeologo che ha dato la stura al processo contro Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato lo scorso 5 marzo a 4 anni e mezzo di carcere dal Tribunale di Enna per violenza sessuale a danno di minori. Le accuse per i 2 alti prelati sono pesanti. La procura di Enna ipotizza un sistema di protezione volto a insabbiare le violenze. Di questo Gisana e Murgano saranno chiamati a difendersi in tribunale. Secondo l'accusa, Gisana avrebbe mentito non solo su un incontro avvenuto con Rugolo prima del confronto con i familiari della vittima, ma anche su un'offerta in denaro, 25.000 euro, proposta alla famiglia Messina in cambio del silenzio sull'intera vicenda. Non sarebbe tutto. Gisana avrebbe consegnato a Rugolo una copia della denuncia ecclesiastica presentata da Messina, poi rinvenuta nel computer del sacerdote. In aula anche il vicario Vincenzo Murgano ha più volte dichiarato di non ricordare circostanze chiave, negando di aver fornito consigli legali a Rugolo o di averlo accompagnato dal suo avvocato, ma una registrazione agli atti sembrerebbe smentire le sue parole. Il 26 maggio la prima udienza di un processo che di fatto sta scuotendo dalla base i vertici della diocesi. E adesso andiamo subito da Emanuela Corsi per questa vicenda dai quotidiani regionali. Vediamo a pagina 6 della Sicilia di oggi appunto la notizia: il vescovo Gisana, questo è il titolo, disse il falso andrà a processo. Per la procura di Enna ha mentito in aula durante il procedimento a carico di Don Rugolo, rinviato a giudizio anche il vicario giudiziale, sentivamo Murgano. I 2, leggiamo, per la procura avrebbero mentito durante il processo a carico di Don Rugolo, sacerdote ennese condannato lo scorso 5 marzo
marzo a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale a danno di minori. Gisana e Murgano avevano ricevuto l'avviso conclusione indagini per falsa testimonianza lo scorso dicembre. Li vediamo i protagonisti di questa vicenda che ha scosso appunto la Chiesa. Vediamo da sinistra Don Giuseppe Rugolo appunto e poi il vescovo assieme a lui Rosario Gisana, ancora nel riquadro padre Vincenzo Murgano e Antonio Messina, che è il giovane che ha dato via appunto alle indagini che hanno portato alla condanna di Don Rugolo. Adesso invece siamo ad una vicenda giudiziaria che è avvenuta qualche tempo fa, una sentenza ribaltata per il caso dell'uccisione del cuoco di Modica Giuseppe Lucifora. La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha condannato a 15 anni l'ex carabiniere Davide Corallo, che in primo grado era stato invece assolto. Una vicenda complessa basata sulle indagini scientifiche del RIS e sui reperti prelevati nel bagno e nella camera da letto. La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha ribaltato la sentenza di assoluzione sull'uccisione del cuoco di Modica, Giuseppe Lucifora, assassinato nella sua abitazione il 10 novembre di 5 anni fa, e ha condannato a 15 anni di reclusione per omicidio l'ex carabiniere Davide Corallo, che in primo grado era stato assolto con formula piena. Disposta anche l'interdizione perpetua, la libertà vigilata per 3 anni una volta scontata la pena, la sospensione della responsabilità genitoriale durante l'esecuzione e una provvisionale alle parti civili di 10.000 euro l'una. I giudici hanno quindi parzialmente accolto il ricorso della Procura Generale, che aveva chiesto una condanna a 17 anni. L'omicidio Lucifora venne commesso il 10 novembre del 2019 nella casa della vittima, in largo 11 febbraio in Contrada Dente, a Modica, in provincia di Ragusa. Il corpo seminudo del cuoco venne trovato all'interno di una stanza chiusa a chiave. Si pensò a un delitto passionale che ipotizzava una relazione tra i due uomini. Davide Corallo era ancora in servizio all'epoca del delitto. Stando ai risultati dell'autopsia, Lucifora fu picchiato e strangolato. La sentenza di assoluzione era stata appellata sia dalla procura sia dalla parte civile. Durante il processo di secondo grado sono stati risentiti i periti e i consulenti e nuovi testimoni. A essere analizzate sono state alcune maniglie oltre al sifone del lavandino. Era stata una traccia mista di sangue di Lucifora e di DNA di Corallo, della quale non è stato però possibile determinare l'arco temporale in cui era stata lasciata, a portare i sospetti sull'ex carabiniere, che si è però sempre proclamato innocente. Adesso gli avvocati preannunciano il ricorso in Cassazione dopo aver letto le motivazioni della sentenza. Anche su questo stamattina i quotidiani vanno ad approfondire la vicenda. Sì, perché è stato un po' un colpo di scena, insomma abbiamo sentito in primo grado questo ex carabiniere era stato assolto pienamente e poi invece in appello è arrivata la condanna a 15 anni, quindi ex carabiniere, siamo sempre sulla Sicilia, pagina 6, condannato a 15 anni per l'omicidio del cuoco, sentenza ribaltata in appello per l'uccisione di Peppe Lucifora che avvenne nel 2019, appunto in primo grado. L'imputato era stato assolto. Li vediamo i due protagonisti di questa vicenda. A sinistra appunto Davide Corallo, l'ex carabiniere che ieri è stato condannato, e poi a destra invece la vittima, lo chef modicano Peppe Lucifora. Andiamo anche alla Gazzetta del Sud di oggi, dove troviamo anche qui questa notizia. Modica, l'uccisione di un cuoco, sentenza ribaltata, assoluzione, delitto 15 anni a un carabiniere, un ex carabiniere. La Corte d'Assise d'Appello sconfessa il verdetto di primo grado. Ricordiamo, Peppe Lucifora intanto aveva 58 anni, lavorava come cuoco in ospedale, venne trovato in largo 11 febbraio a Modica. Il corpo seminudo del cuoco venne trovato all'interno di una stanza chiusa a chiave. All'inizio si pensò ad un delitto passionale che ipotizzava una relazione appunto tra i due uomini. Davide Corallo all'epoca del delitto era ancora in servizio, quindi appunto svolgeva il suo ruolo di carabiniere. E adesso siamo a Catania. La voragine di Piazza Tricolore, che è stata provocata dal maltempo e anche dalla violenta mareggiata, ripropone quello che il tema proprio della sicurezza sul lungomare del capoluogo etneo. Serviranno giorni per la mappatura, intanto il sindaco Trantina avverte: molti tratti potrebbero essere a rischio. Più che una voragine è un enorme cratere con un diametro che sfiora i 30 metri. Il maltempo di venerdì 17 ha lasciato il segno,
ma per buona pace dei superstiziosi non si può certo parlare di sfortuna. Tutt'altro. L'improvviso crollo in piazza del Tricolore, avvenuto per l'erosione, per l'effetto compressione, ha inghiottito il solaio in cemento armato realizzato negli anni 60. L'area era comunque interdetta per un precedente crollo avvenuto nel dicembre 2011, eppure in tanti, nonostante i divieti, passavano su quel solaio. C'è chi ha girato anche un video. Poche ore dopo l'improvviso crollo annunciato da un boato. Ed ora, a parte la messa in sicurezza della zona, sarà necessaria un'attenta ricognizione che dovrà mettere attorno a un tavolo numerosi enti, dal comune al demanio, passando per la protezione civile. Per il sindaco Trantino la priorità è ora la sicurezza. Dobbiamo compiere delle verifiche, dei sondaggi per comprendere se ci sono altre situazioni di pericolo e a quel punto dobbiamo anche definire quale sarà la sorte di quella superficie. Il pensiero corre anche a Piazza Nettuno, perché altre zone del lungomare potrebbero essere in pericolo alla luce di quanto è successo ieri. È naturale che io infatti pensavo di coinvolgere l'ordine dei geologi, perché sono quelli che probabilmente più di tutti mi possono dare le risposte rassicuranti. Noi non possiamo continuare a tenere in vita un qualcosa con il rischio che poi cada. Poi bisognerà capire cosa fare con l'ipotesi di Rinaturalizzare, quindi a quel punto cercare di dare sfogo alla condizione naturale. La natura si riprende i suoi spazi ed è giusto che sia così. Intanto la gente immortala il cratere. La natura, prima o poi, si riprende la scena. E stamattina ci occupiamo anche di calcio. Ieri si è giocato il posticipo in Lega Pro, uno dei posticipi del campionato di Serie C nel girone meridionale. Messina è stato sconfitto in casa 2-0 dal Crotone, una sconfitta che ha innescato una nuova crisi, una crisi tecnica, perché il tecnico Giacomo Modica ha immediatamente dopo la fine della partita rassegnato le dimissioni. Ma sentiamo Sergio Colossi. Troppo Crotone per un Messina rinnovato, ma sempre piccolo per sognare la salvezza e da oggi senza Modica dimissionario. Il giustiziere è stato il solito Tumminello, che da qualche anno a questa parte vede nel giallorosso la sua vittima preferita. Sua la doppietta che spinge i calabresi in zona promozione. Longo, dopo le difficoltà iniziali, ha costruito una squadra col migliore attacco del girone e affidabile soprattutto in versione esterna. Il Messina, con 3 nuovi acquisti all'esordio, si è difeso ad oltranza, a parte qualche timido tentativo. Quando però il Crotone ha fatto salire i giri del suo motore, gli avversari, graziati dal palo di Gomez e dalle parate di Krapicas, hanno alzato bandiera bianca. Minuto 40, sull'invito di Vitale il sinistro di Tumminello e una sentenza. L'attaccante ha replicato al 15° della ripresa. Vitale firma il 9° assist vincente stagionale per la deviazione aerea di Tumminello. Il Crotone ha sprecato il terzo gol con Vitale, Silva e Ovisac, mentre la fase offensiva del Messina è stata nulla. Luciani e Cominetti si marcano da soli, difesa da sistemare, attacco da rifondare senza Natriello e Petrungaro per sperare nei play-out, perché di più questa squadra non sembra in grado di poter fare. A fine partita il tecnico Modica ha annunciato le sue dimissioni, aprendo l'ennesima crisi e forse quella decisiva. Situazione davvero complicata in riva allo stretto a Messina. Adesso torniamo ai quotidiani con Emanuela Corsi. Sì, andiamo a vedere la Gazzetta del Sud che parla appunto di questa partita. Abbiamo sentito con le dimissioni rassegnate ancora una volta dall'allenatore. Messina steso dal Crotone e Modica lascia l'esordio di alcuni nuovi arrivati. Non basta evitare la sconfitta. L'allenatore fischiato dalla curva rimette il mandato. Un gol per tempo di Tumminello condanna i giallorossi che durano un tempo e poi crollano. E poi dicevamo appunto Modica che dice il lavoro giunto al capolinea, convinto che serva una scintilla, uno scatto d'orgoglio. Lascio libera la nuova proprietà di cercare un nuovo allenatore. Queste sono state le sue parole a margine appunto dell'incontro. Non voglio scappare, ma ormai ho fatto tutto per il Messina, ci ho messo cuore e testa. Devo prendere atto che in questo momento, se ci deve essere qualcuno che deve pagare per le disfatte, solitamente è l'allenatore. Posso perdere loro. In linea con quella che poi è la filosofia del mondo del calcio, perché alla fine a pagare è sempre l'allenatore, anche se dobbiamo ammettere, chiedo scusa se ti ho interrotto, no. È anche vero che la situazione del Messina non afferisce soltanto alla guida tecnica, ma c'è una crisi profonda che va avanti da mesi. Adesso c'è una nuova proprietà che sta cercando di fare quello che può
dopo che il presidente Sciotto in qualche modo ha affidato questa sua eredità a un nuovo gruppo che però non sappiamo che cosa potrà veramente fare. Intanto però l'unica certezza è che appunto Modica lascia, è la seconda volta che rassegna le dimissioni, la prima volta erano state respinte, lui appunto ha detto: avrei voluto salutare prima ma ero stato ingabbiato. Andiamo a vedere anche le altre DC, vediamo il Catania che sta vivendo una nuova crisi, così scrive la Sicilia, la crisi rossa-azzurra, il Catania senza vittorie né volti nuovi, Toscano costretto ad adattare i giocatori. Permettimi su questo, perché ieri c'è stata un'operazione in uscita, un'ulteriore operazione in uscita del Catania che di fatto ha perfezionato la cessione di Carpani, che dopo aver segnato il gol che è valso poi l'1-1 contro il Picerno, adesso si trasferisce all'Ascoli e adesso bisognerà capire che cosa succederà. Sono in arrivo, pare ci dovrebbero essere nella giornata di oggi delle novità, soprattutto in difesa, però certamente il tecnico, come ha detto anche nel corso di diretta stadio a fine partita a domenica, insomma servono subito questi innesti, che altrimenti la situazione è quella che è. Esatto, l'appello del tecnico è appunto questo, servono rinforzi subito, e poi come dicevi tu Carpani in gol domenica potrebbe tornare all'Ascoli. Comunque nel corso della giornata sicuramente... l'operazione di fatto è stata già perfezionata, manca l'annuncio ufficiale e basta. Nel corso della giornata daremo tutti gli aggiornamenti e soprattutto se ci saranno novità per quanto riguarda il fronte del mercato. E poi andiamo a vedere anche la Serie B con il Palermo, che invece è uscito un po' da questa bolla in cui si trovava ormai da settimane, da mesi, ed è quinto in classifica. Pensa, ha vinto 2 partite consecutive, non accadeva non so da quanto tempo, non era mai successo quest'anno, quindi diciamo che il Palermo pare avere preso un po' di respiro, soprattutto in casa soffriva, stavolta ha messo insieme 6 punti in 180 minuti e è arrivato al quinto posto, come stavi per dire tu, no? E ci sono delle novità, come riporta oggi Repubblica Palermo, per quanto riguarda invece il mercato. Pongiampalo per l'attacco, un obiettivo da 6 milioni. Il Palermo starebbe trattando l'ingaggio appunto di Pongiampalo dalla Venezia. L'attaccante finlandese, quindi chiaramente io l'ho pronunciato bene in finlandese, classe 94, potrebbe essere il primo rinforzo della nuova gestione sportiva firmata dal direttore sportivo Carlo Osti. Devo dire che era stato il nostro Marco Gullà proprio ieri nel corso di Anteprima Corner alle 14:30 su Telecom ad anticipare questa operazione di mercato in entrata per il Palermo. Abbiamo fatto un'ampia pagina sportiva stamattina. Ci sta ogni tanto Gagliano. Allora, vediamo invece le altre notizie, vediamo soprattutto le prime pagine di oggi. Partiamo da Repubblica Palermo. Nel taglio alto c'è questa notizia, ancora una volta una giovane vittima di violenza, violentata per strada a 13 anni. Una ragazza denuncia abusi sessuali dopo una serata con amici nel quartiere di Borgo Nuovo. Adesso indaga la procura. Una ragazzina è stata violentata sabato notte in un angolo buio di una strada appunto del quartiere. La giovane, con l'aiuto di un'amica, si è allontanata nel pomeriggio dall'ospedale dei bambini dove era ricoverata. È rientrata in reparto in piena notte in forte stato di alterazione. Domenica mattina ha denunciato appunto di aver subito la violenza da un ragazzo. Più grande sulla vicenda indagano la procura per i minori e quella ordinaria. E poi invece l'apertura è dedicata a questa visita a sorpresa del capo dello Stato Mattarella in una scuola di Palermo, la De Amicis, la scuola senza frontiere. Mattarella, sorpresa, fa visita agli studenti che a novembre furono oggetto di insulti razzisti. In alcuni istituti dell'isola il record del 70% di allievi appunto di origine straniera. Qui nessuno è diverso. E poi un viaggio nelle aule siciliane dove lo Ius Soli è già una realtà, è quello che propone oggi Repubblica in apertura.
Andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud, vi faccio vedere in alto per la cronaca, si torna a parlare del matricidio di Messina, ieri i funerali di Caterina che aveva denunciato il figlio. La donna è stata appunto uccisa con decine di coltellate e si era rivolta anche ad un centro antiviolenza per questo figlio che comunque dava dei problemi. Inferno casalingo descritto a febbraio, ieri i funerali nella chiesa di San Clemente. Questo sangue chiede giustizia è la frase pronunciata durante i funerali della donna. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Sicilia vediamo nel taglio alto intanto la notizia del vescovo Gisana che è stato rinviato a giudizio a Ragusa, notizia che abbiamo già visto, l'omicidio dello chef con questa sentenza che viene ribaltata in appello, e poi a Catania si torna a parlare di una sparatoria che è avvenuta a febbraio dello scorso anno nel quartiere di San Cristoforo. Ecco, c'è stata una svolta nelle indagini dopo un anno perché è stata individuata la responsabile. Si tratta di una donna di 32 anni che appunto voleva ferire i familiari dell'ex e in realtà ha colpito un passante, un ragazzo che era lì per sbaglio, stava passando con il suo scooter ed è stato colpito con un colpo di pistola. Poi ad Agrigento il caso, si torna a parlare di Agrigento, ovviamente capitale della cultura, metal detector a caccia di tombini bitumati. Schifani intanto dice più fondi e persone giuste. C'è stata un'altra cabina di regia ieri dove il presidente Schifani ha detto non possiamo permetterci insomma di andare allo sbaraglio, dobbiamo portare a compimento tutti gli obiettivi di Agrigento capitale, però intanto c'è questa vicenda che riguarda la famosa bitumazione avvenuta in fretta e furia in occasione dell'inaugurazione appunto di sabato scorso alla presenza del capo dello Stato Mattarella, e a quanto pare durante questa bitumazione sono stati asfaltati anche i tombini che adesso non si trovano più. Insomma, una coda alle polemiche, non so quanto sarà lunga questa coda, però mi pare che la situazione diciamo non è migliorata assolutamente. Grazie Emanuela, fra poco torniamo da te perché abbiamo le notizie nazionali, internazionali da andare a sentire e soprattutto leggere dai quotidiani. Adesso apriamo come sempre il collegamento con la Polstrada, con il compartimento della Sicilia orientale. Vedo già con noi collegato da Enna il commissario Giuseppe Cammarata. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Ben ritrovati col consueto appuntamento per quanto riguarda le notizie sul traffico di strade e autostrade ricadenti nel compartimento Polizia Stradale della Sicilia orientale. Iniziamo intanto subito col dire che dopo diversi giorni con particolari difficoltà sull'intera rete viaria di nostra competenza dovute alle critiche e avverse condizioni meteorologiche, la situazione per fortuna piano piano sta tornando alla normalità. Purtroppo permangono le solite criticità, ormai potremmo dire croniche, per quanto riguarda la tangenziale di Catania, dove si registrano code e rallentamenti sia in direzione Siracusa che in direzione Catania Centro. Per quanto riguarda l'autostrada Messina-Catania, segnaliamo qualche coda tra gli svincoli di Acireale e di Giarre dovuta a dei cantieri stradali. Per quanto riguarda l'autostrada Catania-Siracusa, invece segnaliamo fino al giorno 25, dalle 22 di sera alle 6 del mattino, la chiusura dello svincolo di Lentini in rampa d'ingresso e di uscita. Per quanto riguarda l'autostrada Palermo-Catania, al solito permane la chiusura dello svincolo di Enna in direzione Palermo, quindi per raggiungere il capoluogo ennese bisogna utilizzare o lo svincolo di Dittaino oppure lo svincolo di Mulinello. Le strade statali, la 121, la Catania-Paternò, si segnalano code e rallentamenti tra lo svincolo di Piano Tavola in direzione Catania, mentre per quanto riguarda la statale 192 permane la chiusura all'altezza di Catenanuova a causa della ristrutturazione del ponte di Taino, quindi anche lì può essere causata qualche leggera difficoltà.
Al momento non abbiamo altre particolari notizie, ricordiamo sempre di utilizzare la massima prudenza alla guida e di rispettare le norme del codice della strada. Buona strada a tutti e buon viaggio dalla Polizia Stradale. Grazie al commissario Giuseppe Cammarata, ci ha parlato da Enna per la Polstrada del compartimento Sicilia orientale. Buon lavoro anche a voi. Adesso diamo uno sguardo con le nostre telecamere attive sulla città di Catania con la situazione traffico. Siamo in via Vincenzo Giuffrida, come vedete piuttosto sostenuto, anche l'ora evidentemente del mattino, traffico sia in entrata che in uscita, diciamo con tantissime vetture che si muovono da una parte e dall'altra. Adesso andiamo a vedere invece cosa succede al Tondo Gioieni. Anche qui situazione di rallentamento in maniera più accentuata rispetto a quello che abbiamo visto in via Vincenzo Giuffrida. E adesso ci fermiamo per qualche momento, una brevissima sosta, dopo torneremo ai quotidiani con Emanuela Corsi per vedere notizie da l'Italia e dall'estero con i giornali nazionali. A fra pochissima, buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo in studio da Emanuela Corsi con i quotidiani nazionali. E naturalmente oggi in prima pagina su tutti i quotidiani c'è Donald Trump. È iniziata ufficialmente ieri con il giuramento appunto la nuova era di Trump, e allora vediamo come titolano i giornali in apertura. La Repubblica scrive Trump 2, la vendetta, e poi lo stesso titolo lo sceglie anche il Fatto Quotidiano. Vediamo, Trump 2, la vendetta, ecco. No, non credo, però insomma Dio, rimpatri e famiglia, ma anche alt alle guerre. Tra un po' vediamo appunto che cosa ha promesso Trump e soprattutto che cosa ha fatto subito dopo il giuramento. La Stampa invece scrive America, la crociata di Trump. Lui ha detto salvato da Dio, esistono solo due generi, maschio e femmina. Panama è nostra, stop al Green Deal, deporto i migranti. Questo è quello che ha promesso in sintesi. In realtà pare che ci sia un problema su questa traduzione di deporto, non ha detto proprio deporto, qualcuno l'ha tradotto esatto, così. L'ha tradotto così. Vediamo. Però, ecco. Il Manifesto invece scrive Io c'è, anziché Dio c'è, dall'attentato mi ha salvato lui, per rifare grande l'America. Ricordiamo il suo slogan Make America Great Again, appunto, che lo ha accompagnato durante questi mesi di campagna elettorale. Caccerò i clandestini, qui l'hanno tradotto così. Questo è il termine giusto da utilizzare. Ecco. E riprenderò Panama, trivellerò ovunque possibile, porterò la bandiera su Marte. Davanti a tecnomiliardari e dignitari il presidente Trump giura sulla Bibbia e dipinge un futuro da incubo, scrive il Manifesto. Il Riformista invece anziché breaking point scrive Trumping point. Piaccia o meno, da oggi tutto prende una direzione nuova. L'America di Donald ha le idee chiare, il resto del mondo però no. Il Giornale, rivoluzione Trump, il discorso di insediamento, Dio appunto mi ha salvato per fare tornare grande l'America, Green Deal, stop all'obbligo di auto elettriche, no al gender, esistono solo uomini e donne, poi Messico, truppe al confine, riprendiamo Panama, il declino è finito, inizia l'età dell'oro, pianteremo la bandiera degli Stati Uniti su Marte. Il Tempo, pata Trump, la rivoluzione di Donald ha inizio, da oggi tornerà l'era dell'oro. E poi La Ragione invece gioca su questa parola, giuramento. Ancora vediamo. Quindi è un doppio, un doppio senso. Ci sono due termini. Sì, infatti si sono sbizzarriti oggi i quotidiani, figurati. Poi invece La Notizia scrive Musk con Bezos e Zuckerberg e company, ecco i nuovi padroni del mondo che tirano i fili di Trump. E poi andiamo a vedere il Corriere della Sera che invece scrive la nuova America del presidente, Trump attacca, cambio tutto. Andiamo a vedere all'interno intanto che cosa
vuole fare. Una cosa già fatto, attenzione. Ha già fatto, certo, con i provvedimenti, appunto, con gli ordini esecutivi, esecutivi, no? Già promessi e subito realizzati. Via dagli accordi sul clima, grazia per i rivoltosi, lo tsunami legislativo dei primi 100 ordini. I provvedimenti: emergenza al confine, lotta alle gang criminali, stop agli incentivi per le auto elettriche. Ha un po' ribaltato tutto quello che è stato il sistema. In questo caso però ha fatto un torto all'amico suo Musk, cioè gli incentivi per le auto elettriche. Sì. Qualche cosa Speriamo che non crei già questo una frizione interna, anche perché Musk è stato uno dei grandi sostenitori di questa campagna elettorale, appunto, di Trump, e anche uno dei suoi fedelissimi. Vediamo l'agenda Trump: non solo migranti, dai dazi all'Ucraina al Medio Oriente fino alle guerre culturali. Ecco tutti i dossier sui quali il leader intende accelerare. Ecco cosa vuole fare: rimpatriare i clandestini appunto che sono presenti sul territorio americano, statunitense, estrarre petrolio senza più limiti, scudo missilistico per difendersi, porre fine al WOC e invece imporre soltanto 2 generi, quindi basta con l'inclusione, con insomma queste campagne contro il razzismo. Lui ha già definito tutto quello che dovrà essere l'America nei prossimi anni: ripristinare i dazi, il 60% dalla Cina, quindi tutto ciò che entra negli Stati Uniti. La cifra appunto sale al 60% per quanto riguarda la Cina, al 25% invece per quanto riguarda Messico e Canada, dal 10 al 20 invece per quanto riguarda il resto del mondo. E poi sdoganare le criptovalute. Donald si è dichiarato primo cripto presidente, ha lanciato sul mercato la sua valuta digitale che si chiama Stramp, il cui valore si è fatto un social network, adesso si è fatto alla criptovaluta, mi pare che lo Stramp, il cui valore però si è subito moltiplicato, quindi cioè, come dire, i mercati anche delle gli investitori attenti rispondono bene, esatto. rispondono bene. E poi insomma andiamo a vedere, perché figurati, oggi ci sono tantissime pagine, vediamo anche chi esce, chi entra e chi esce dalla Casa Bianca. L'addio di Biden, l'ultimo atto di Biden che grazia i familiari, e l'immunologo Fauci. Clemenza anche per l'ex capo di Stato Maggiore che contestò però Trump. Qui lo vediamo assieme alla moglie Jill, che tra l'altro poco tempo fa era in Sicilia, perché lei ha delle origini appunto siciliane. La lettera al suo successore, la decisione preventiva anche per chi ha indagato sull'assalto al Congresso. Devo dire che nell'ultimo giorno, tra l'ultimo di Biden e il primo di Trump, i due presidenti si sono fatti, diciamo, qualche piccolo torto l'uno all'altro, sì, perché chiamiamoli dispetti, dispettucci, quello da una parte ha graziato chi voleva proteggere, dall'altra c'è chi è già intervenuto mandando a casa diversi funzionari e non solo questo. Dai. Esatto. Vabbè, adesso è tutta la storia è tutta da scrivere da oggi in poi. Intanto vediamo il resto del Carlino, anche qui insomma figurati, eccomi qui il titolo, però vediamo quest'altra notizia, perché per quanto riguarda l'autonomia la Consulta ha bocciato il referendum. Quindi veniamo ai fatti di casa nostra. La Consulta dice è inammissibile, oggetto e finalità non sono chiari. Esultano la Lega, i governatori del Nord, naturalmente le opposizioni parlano di legge già demolita. E poi c'è l'intervista alla costituzionalista Celotto: sarebbe stato un voto politico, via libera invece da parte della Consulta agli altri quesiti, tra cui quelli per abolire il Jobs Act. Anche perché, ti chiedo scusa, sì, la Consulta ieri esprimendosi e dando il suo parere ha fatto capire che non si può cambiare la Costituzione con il referendum, perché bisognerebbe andare a cambiare un articolo preciso della Costituzione e questo non è consentito. Di conseguenza bisogna fare la legge fatta bene e basta.
Che rispetti chiaramente la Carta Costituzionale. Esattamente. Andiamo a vedere Libero, che invece scrive: autonomia, sinistra KO, la consulta delude il PD. Chiaramente questo è un giornale di destra e quindi questa è la lettura. Bocciato il referendum sulla legge Calderoli, esulta il centrodestra, via libera al quesito per dimezzare i tempi per avere invece la cittadinanza. Andiamo a vedere l'Unità che scrive, anzi pubblica la foto di Salvini con un bicchiere di prosecco. Salvini brinda il referendum, non si fa autonomia, la consulta blocca tutto. Andiamo invece alla prima pagina di Avvenire, cambiamo completamente argomento perché c'è questo report che vi voglio fare vedere a Bolzano ed è un tema che si riallaccia anche a quello che di cui abbiamo parlato poco fa. Report: a Bolzano in 60 anni 24 preti sono stati accusati di abusi. Questo è quello che pubblica oggi Avvenire in prima pagina. Andiamo a vedere il Messaggero. Con questa notizia invece si parla della morte, il Messaggero del Veneto, sì, il Messaggero del Veneto. Il bambino morto in Egitto, il bambino di 9 anni, Mattia, e c'è l'appello dei genitori, parlano i familiari appunto di questo bimbo che è morto durante una vacanza. Gli standard sanitari sono diversi, riferendosi naturalmente all'Egitto, i medici non avevano guanti di protezione né mascherine. È una vicenda che riporta alla mente quanto è accaduto qualche anno fa a un bimbo palermitano. Esatto, morto sempre sempre in Egitto, però chiaramente i casi sono diversi, però anche in questo caso c'è un bimbo. In quel caso si parlò, se non ricordo male, di una intossicazione. Sì. Non si è mai fatta pienamente luce su quel caso, anche perché hanno indagato 2 procure diverse, chiaramente, due stati diversi. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, invece, con Confindustria che lancia questo allarme: l'energia troppo cara, impatto da 10 miliardi e a rischio la ripresa industriale con nuove frenate agli investimenti necessari per la transizione energetica, proprio per i costi dell'energia che minano la competitività dell'industria italiana. Se abbiamo ancora il tempo di un'altra prima pagina, e allora vediamo la Nazione con le alluvioni in Toscana, ristori da 8.000 euro per ogni famiglia. Questo per quanto riguarda gli allagamenti che sono avvenuti in autunno 2024. Grazie Emanuela, ci ritroviamo con te più avanti nel corso della mattinata. Adesso guardiamo le previsioni meteo e poi il primo ospite della giornata. Restate con Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto ancora instabile per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio, con dei fenomeni più probabili sui settori occidentali. In dettaglio in Sicilia il contesto sarà variabile per la giornata di lunedì, con qualche isolato piovasco non escluso, specie sui settori più occidentali, mentre altrove nubi alternate a schiarite, ventilazione che a tratti sarà moderata con mari fino a poco mossi, localmente mossi. Clima piacevole con massime fino ai 19-21 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, non mancheranno degli spazi soleggiati, avremo solo la possibilità di qualche piovasco localmente sul messinese, ma poi in serata tornerà qualche rovescio. Come sempre per quanto riguarda le temperature massime, il clima sarà piacevole con valori per lo più stabili localmente e lieve flessione. Per dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, buongiorno ad Ornella Laneri, buongiorno. Presidente della sezione Turismo Confindustria Catania, una sezione necessaria.
Sì, una sezione necessaria in generale, poi in Italia e ancora di più in Sicilia e quindi a Catania. Sì, è un ruolo che ho già ricoperto anni fa, dopo una pausa sono rientrata con grande soddisfazione e felicità. Diciamo che questo direttivo è completato da altre persone, c'è Mario Indovina, se non dico bene, Antonio Leonardi anche, per questo nuovo asset, perché la Sicilia, la città di Catania e la circostanza necessita sicuramente di vedere in maniera diversa, nuova anche, l'attività turistica, il turismo. Sì, diciamo che la forza della sezione di Confindustria, di Confindustria in sé, è il fatto che si lavora trasversalmente. Non rappresentiamo esclusivamente gli alberghi, ma rappresentiamo, e lo dicono anche i membri, diciamo, del comitato ristretto, una serie di categorie, quindi tutto il comparto del turismo. Questo ci permette di avere anche un punto di vista più ampio di quelle che sono le esigenze, le opportunità e anche le problematiche, perché non è che tutto meraviglioso. E adesso cerchiamo di sviscerare uno a uno quali sono partiamo dalle prima le problematiche? Vediamo quali sono le problematiche. Sì, allora diciamo che io faccio questo mestiere, mi occupo di turismo da 40 anni e da 40 anni si parla di infrastrutture e continueremo a parlare di infrastrutture. Abbiamo sicuramente un aeroporto che ha avuto una crescita molto importante, oggi parliamo di America ancora più degli altri di prima, visto quello che è successo ieri, appunto il volo che arriverà della Delta Airlines da maggio per noi è molto importante. È molto importante perché la domanda americana post-Covid è ripresa proprio nell'ultimo anno e mezzo e coprirà ogni tipo di richiesta di turismo, perché la forza, che non è una debolezza, ma la forza della Sicilia è quella di offrire diversi tipi di turismo e quindi sicuramente c'è il lusso sul quale forse alcune regioni puntano troppo ed esclusivamente, però c'è anche un turismo medio che è quello che poi dà vita alle imprese piccole, micro e medie del turismo in Sicilia. E le esigenze in maniera molto pratica, se possiamo... Sogniamo, io sogno di vederli, i treni, voglio dire a media velocità, mettiamola così. Allora, senza altissima velocità. Io dico sempre, perché molti dicono sì, ma al turista, al viaggiatore, dobbiamo chiamarli viaggiatori, piace il viaggiare lenti. Io dico sempre che dobbiamo poter scegliere. Sono d'accordo, viaggiare lenti è bellissimo, ma se posso scegliere, perché magari faccio un viaggio, sempre di più adesso che ci sono questi voli e si viaggia il fine settimana, no? Le persone hanno capito che non si deve fare più la vacanza dell'estate di 21 giorni, anche perché non ce lo possiamo più permettere dal punto di vista anche della modalità, è cambiato il modo di lavorare. Io ricordo i miei genitori, si stava coi nonni e loro partivano e torneranno. Ecco, prima o poi torneranno. E si facevano questi viaggi lunghi, importanti. Oggi si viaggia il fine settimana, cogli l'occasione del volo e non sempre scegli la destinazione. Quindi nel momento in cui ci sono viaggi di 2 o 3 giorni devo poter visitare, mettiamo il massimo, con il minimo spreco di tempo una volta che sono sul territorio. Quindi sicuramente il trasporto interno è fondamentale. Allora, trasporto interno, ma non solo trasporto interno. Ci concentriamo adesso su Catania, perché immaginiamo che da parte vostra ci sia un rapporto, un continuo dialogo con l'amministrazione. Assolutamente. Assolutamente, abbiamo riunione domani, abbiamo la riunione sulla tassa di soggiorno, il sindaco ha convocato, come viene fatto spesso, per raccontarci un po' come viene utilizzata e anche cogliere suggerimenti, perché abbiamo un tavolo di consultazione che non prende decisioni ma che sicuramente aiuta ad indirizzare l'utilizzo di un gettito, di un'imposta che è sempre più importante, il che è una bellissima cosa. È una risorsa, no? È una risorsa assolutamente, quindi il dialogo con le istituzioni locali è basilare, è fondamentale e devo dire, io sono appena rientrata, ma c'è stato sempre, tra l'altro lei ha nominato Mario Indovina, è il presidente che c'è stato prima di me, oggi vicepresidente di Confindustria Catania, quindi c'è stato sempre questo dialogo ed è fondamentale perché noi siamo il termometro, noi siamo le imprese, se vengono ascoltate, sono quelle che possono indirizzare verso delle scelte che poi porteranno ad aumentare, ma non solo quantitativamente, perché oggi c'è il problema over tourism, gentrification, che è un problema ancora più grave, cioè il fatto che
gli abitanti di un luogo non possano più abitare in quel luogo perché magari ci sono una serie, avete visto i problemi che ci sono stati a Firenze, nel nord Italia con i B&B abusivi, perché va detto che il B&B è abusivo, è quello che non va, e quindi ci sono delle problematiche che rischiano, se il turismo diventa esclusivamente quantitativo e non anche qualitativo, rischiano veramente di mettere in crisi la struttura della città. Quindi il nostro lavoro è quello anche di indirizzare da questo punto di vista, ma dobbiamo essere attori e attrici presenti, attivi e consapevoli, il che vuol dire, e torno al secondo problema, formazione. La formazione dello staff è fondamentale, che non possiamo solo chiedere. Io sono una persona, alle volte non sono amata, perché io dico sempre chiediamo, però dobbiamo anche vedere cosa l'impresa, cosa l'imprenditore e l'imprenditrice devono dare. E cosa si può fare per migliorare quella che è la politica diciamo del turismo? Allora, io credo fortissimamente nel dialogo tra l'istituzione pubblica, le università, le scuole e le imprese del turismo, perché questo che cosa permette? Permette di dare, parliamo sempre di ragazzi che vanno via, che lasciano, ragazzi e ragazze, e permette di dare delle opportunità, delle visioni. Io dico sempre, questo è un mestiere nel quale non devi nascere e morire dove hai iniziato, perché il turismo è bello, perché ti dà anche l'opportunità, specialmente se sei giovane e non hai vincoli, di viaggiare e di fare esperienze e quindi di imparare lingue nuove, di tornare, se vuoi tornare, con un bagaglio che ti permette di fare la differenza. Quindi io credo moltissimo sull'importanza di questi tipi di relazioni che ci permettono di completare l'offerta, e quindi si parte dalle scuole, dalle università, in relazione con il territorio, in relazione con le imprese che possono dire e comunicare quelle che sono le esigenze, perché partiamo dall'inglese, che lo so, io sono sempre 40 anni che dico che l'inglese però ancora oggi non viene imparato, ma non viene insegnato come dovrebbe essere per poter accedere al mondo del turismo. E dobbiamo dirlo, il turismo è una delle opportunità di lavoro maggiori in Sicilia, perché gli alberghi sono fatti di esseri umani, quindi noi riusciamo a lavorare se abbiamo le risorse umane. Vi ricordate quando c'è stata la crisi enorme post-Covid? Certo. Perché moltissime persone hanno scelto di fare altri lavori. Noi eravamo tutti veramente in grande difficoltà, molti luoghi, alberghi, hanno scelto di ridurre i servizi. Non si riusciva a dare al nord Italia servizi di ristorazione, perché non c'erano chef de rang, non c'era personale di sala, ma ancora di più di cucina. E quindi è un giro, è una cosa che cammina, diciamo, insieme. Un'ultima osservazione, come si fa ad annullare quello che può essere il divario tra i mesi estivi e quelli invernali? Esiste ancora questo problema? Ormai si viaggia tutto l'anno, no? Sì. Però dobbiamo essere in grado, non solo Catania, ma la Sicilia, l'Italia, di poter accogliere in qualsiasi condizione, diciamo, meteo, i turisti. Allora, diciamo che il post-Covid ha fatto scoprire ai siciliani la Sicilia, quindi in bassa stagionalità direi che siamo ad una media. Ecco, possiamo dire che, io parlo di Catania, attenzione perché ci sono destinazioni che sono ancora prettamente estive e quindi il lavoro è un po' più lungo, un po' più faticoso. Catania è sempre stata una destinazione commerciale, quindi dove manca il turismo, diciamo leisure, quello di vacanza, c'è comunque un viaggiatore, una viaggiatrice commerciale che lo riempie, e i congressi che si tengono. Sicuramente l'allungamento della stagionalità dei voli ha un ruolo, ha un'importanza. So che è molto difficile, perché so che è molto complicato convincere o lavorare sulle compagniere, con le compagniere, però sono certa che l'offerta crea la domanda, e quindi la domanda crea l'offerta. C'è una domanda importante verso la Sicilia. La Sicilia è oggi forse, anzi io mi permetto di dire, sicuramente la prima destinazione in Italia a livello regionale, perché io dico sempre, si parla di Venezia, non si parla di Veneto. Lo straniero dice Venezia, lo straniero dice Roma, lo straniero dice Sicilia. Non dice Catania, dice Taormina, ma dice Sicilia. E quindi questo per noi è un punto di forza molto molto importante. Combattiamo con la Puglia, ma voglio dire, io credo che siano due regioni molto diverse dalle scelte che hanno fatto sul turismo. E quindi sicuramente l'allungamento dei voli, diciamo l'estensione della, chiamiamola summer season, dei voli, quindi che augurarci che diventi una all season dal punto di vista dei voli, perché sono quelli, lo dicevamo prima, che permettono al viaggio. Oggi io sono online, non ho niente da fare, dico oddio c'è un'offerta a 35 euro,
andate e ritorno 80, alla fine ti trovi un B&B, ti trovi un albergo che in quel periodo fa l'offerta ti fai e viaggi. qualche giorno di vacanza. Devo dire che camminavamo nei periodi invernali con un 30% di occupazione, oggi questa occupazione è salita di un buon 20% fuori stagione, di quella che è la fuori stagione. Però sicuramente il lavoro che possiamo fare è lì, perché l'alta stagione noi non possiamo fare più camere, non vendiamo lattine, per cui produciamone di più. Le camere sono quelle, quindi bisogna riuscire ad occuparle in un'altra stagionalità. Grazie a Donella Laneri. Buongiorno, Presidente della sezione turismo di Confindustria Catania. Buon lavoro. Cultura ed eventi, che ci tengo molto. Cultura ed eventi. Bene, grazie. Grazie. Ci dobbiamo fermare, fra poco parleremo d'altro, parleremo sempre di Catania, stavolta però di un concerto che si svolgerà in un luogo simbolo per tantissimi, l'ex discoteca Empire, che è stato acquisito come bene, diciamo, confiscato alla mafia. Fra pochissimo restate con noi. Eccoci di nuovo insieme, bentornati a Buongiorno Sicilia. Con noi c'è l'assessore alle politiche giovanili e anche ai beni confiscati del comune di Catania, Viviana Lombardo. Buongiorno. Buongiorno Assessore. Stamattina parliamo di questo concerto, è l'occasione, il concerto per parlare dei beni che vengono confiscati alla mafia e poi messi a disposizione della comunità. In realtà non tutti i beni poi facilmente arrivano a questo, diciamo, obiettivo, però a Catania c'è un luogo simbolo che è l'ex discoteca Empire, che grazie ad un accordo tra il comune e il conservatorio Vincenzo Bellini diventerà la città, sarà la casa della musica. È un progetto importante. Sì. Assolutamente. Beh, diciamo che l'Empire è un po' il simbolo, un po' l'emblema dei beni confiscati dalla mafia in città, non solo perché è uno degli immobili che ha maggiore valore, parliamo di oltre 4 milioni di euro di valore di immobile, ma soprattutto perché all'Empire siamo cresciuti tutti, quindi è un'ex discoteca conosciuta in città e soprattutto che si trova in un punto strategico. E ricordiamo che si trova proprio alle spalle della Viale Africa, quindi in zona... Siamo nei pressi della stazione. Quindi stazione anche della metropolitana, alle spalle delle ciminiere, quindi in una zona piuttosto centrale. E quindi un immobile che è davvero un peccato tenere chiuso, quindi proprio per questo questa amministrazione si è attivata per renderlo fruibile all'intera cittadinanza, perché l'obiettivo dell'amministrazione è sempre quello di dare la possibilità ai cittadini di usufruire di questi beni confiscati alla mafia e quindi riaprirli alla città. Nel caso di specie l'ex Empire, essendo appunto un immobile molto grande, tra l'altro ricorderete in tanti aveva anche il tetto apribile, un impianto molto importante anche di audio, video, richiede una manutenzione sia ordinaria che straordinaria, costosa e importante. Insomma, era una discoteca che era frequentata da tutti. Insomma, c'erano tanti momenti di aggregazione, si svolgevano tanti. Assolutamente sì. Può diventare adesso un luogo di aggregazione, ma non solo di aggregazione, un luogo di cultura, di musica, e anche per riproporre quelli che sono, diciamo, fare rivedere e fare ritrovare a Catania quelli che sono stati, nel caso specifico degli UZ, insomma, degli artisti nati a Catania che poi hanno avuto successo anche nel resto, non solo dell'Italia, ma del mondo. Sì, infatti appunto stavo dicendo proprio questo, proprio perché noi come amministrazione comunale non abbiamo e non avevamo le risorse per poterlo gestire da soli, è stato siglato questo accordo, questo partenariato pubblico-pubblico tra il Comune di Catania ed il Conservatorio, che poi appunto ha sede a Catania in un nostro immobile, sempre è un ente pubblico, e quindi insieme riapriremo appunto le porte dell'Empire alla città con questo concerto degli UZ. Quindi il concerto è l'occasione proprio per dimostrare appunto e nuovamente riaprire l'Empire. Questo concerto giunge, diciamo, a conclusione di un progetto finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili, un progetto del 2021 in collaborazione anche con ovviamente delle associazioni che si sono fatte carico appunto di contattare gli artisti, e si terrà il giorno 25 gennaio presso l'ex discoteca Empire. Ci aspettiamo un grande afflusso, una grande affluenza. Quello ci mancherebbe, anche però dobbiamo dire che
l'ingresso è limitato, è gratuito ed è limitato, c'è una procedura per potersi prenotare, diciamo, l'ingresso, e quindi bisogna mandare una mail, leggo, a concertoempire@gmail.com. Il giorno del concerto, lo ribadiamo, l'ingresso sarà gratuito e si comincerà a suonare, a sentire la musica degli UZ intorno alle 20:55. Insomma, si riscopriranno tanti successi di questa band, che è nata a Catania nel 1987, quindi torniamo indietro di tantissimo tempo. Vedete, questa è la locandina, e l'apertura del concerto sarà affidata agli Stash Riders. Questo è, diciamo, un'altra notizia. Però 1200 concerti hanno fatto gli UZ tra Europa e Stati Uniti, quindi insomma una band che ha portato lustro anche alla città di Catania. Assolutamente sì, tra l'altro appunto avevamo anche immaginato con il sindaco per un momento di poterli fare suonare proprio sotto la porta UZ, sarebbe stato bellissimo anche questo, però abbiamo voluto, non è facilissimo, però abbiamo voluto poi chiaramente invece offrire la possibilità di fare il concerto all'Ex Empire, proprio perché coincide con l'accordo di partenariato che, come dicevo poc'anzi, è stato siglato nei giorni scorsi. Cosa possiamo dire di questo accordo di partenariato? Questo è una prima, diciamo, è un primo momento, un primo passo perché poi l'Empire diventi veramente la casa a tutti gli effetti della musica. Sì, allora è un progetto già iniziato con la scorsa amministrazione, immaginato dal mio predecessore, che poi io ho deciso di portare avanti, perché in realtà in città non abbiamo una casa della musica, ma soprattutto perché quando i beni confiscati alla mafia vengono assegnati al comune da parte dell'Agenzia Nazionale Beni Confiscati, il decreto di trasferimento dell'immobile già ci impone quella che sarà la destinazione. Nel caso specifico dell'Empire c'era stato appunto c'era stata data già come destinazione che bisognava effettuare delle attività inerenti al ramo della musica o di carattere curriculare o extracurriculare o comunque musicale o coreutico. Quindi in realtà già la destinazione noi la conoscevamo, ma non è stato semplice mettere in pratica poi in realtà quello che volevamo fare, anche perché, ripeto, ci sono anche dei costi importanti, e questo è un po' il problema anche degli altri beni confiscati alla mafia, perché noi ne abbiamo tanti, chiaramente non sono tutti belli come l'Empire, alcuni sono ovviamente di dimensioni inferiori e sono anche situati in quartieri meno centrali e quindi meno facilmente raggiungibili, però noi in realtà vorremmo dare a tutti i beni confiscati la possibilità di avere una nuova vita. Per questo proprio nei giorni scorsi abbiamo anche bandito messa a bando appunto la possibilità di costituire l'osservatorio. L'osservatorio è composto da tutte quelle associazioni che vorranno dare al comune, quindi all'amministrazione, dei suggerimenti e delle linee guida su come appunto utilizzare questi beni, quindi possono dare anche delle idee, no? In base all'inclinazione naturale dell'immobile, per poter realizzare dei progetti molto interessanti. Sono tantissimi in Italia i beni, migliaia di beni confiscati alla mafia, in Sicilia in particolare. Molto spesso questi beni vengono abbandonati, si distruggono perché non vengono utilizzati e ancora poi occupati addirittura nuovamente dagli stessi mafiosi a cui sono stati sottratti. Cosa si può fare? È complicato poter gestire questo patrimonio? Allora è complicato perché, come dicevo poc'anzi, quando si tratta di immobili molto piccoli, talvolta anche un vano, due vani, si trovano proprio all'interno degli stessi edifici, dello stesso immobile dove vivono ancora le stesse famiglie, quindi anche quando ci è capitato di destinarli appunto a delle attività, poi i ragazzi giovani ma anche i meno giovani che sono stati destinatari e assegnatari di tali immobili hanno incontrato difficoltà e reticenze. Però per esempio abbiamo anche dei casi molto belli, abbiamo un nostro immobile per esempio che è stato destinato alle donne vittime di violenza, e quindi vi è un'associazione che si occupa di donne, e al tempo stesso, proprio per garantire a tali donne e alle operatrici del settore la sicurezza, vi è anche il sindacato dei carabinieri in pensione. Allora in questo caso, unendo le due forze, siamo riusciti appunto a non subire come dire, dei soprusi. Tante
volte tante volte ci riusciamo, tante volte ancora dobbiamo lavorarci, però la forza, insomma, non manca, la volontà non manca. Non manca. Questo è importante, speriamo che si possano utilizzare sempre più questi beni, come diceva lei, per fini sociali, per aiutare magari chi è in difficoltà, perché no? Perché sono tante famiglie magari che non hanno la possibilità di avere un tetto, si possono anche pensare, chiaramente in base alle indicazioni che dà l'Agenzia Nazionale, di poter mettere a disposizione di associazioni oppure anche di privati questo tipo di edifici che altrimenti andrebbero molto spesso praticamente abbandonati. Grazie, ricordiamo l'appuntamento all'Empire di Catania, sabato 25 gennaio, comincerà alle 20:55 il concerto, se volete vedere UZ è un'occasione da cogliere. Basta mandare una mail fino a esaurimento posti, perché l'ingresso è gratuito, ma c'è un numero limitato di ingressi, concertoempire@gmail.com. Buon lavoro all'assessore Viviana Lombardo, ricordiamo assessore alle politiche giovanili, ma anche ai beni confiscati del Comune di Catania. Ci ritroviamo presto con altre iniziative per raccontare, fare conoscere la vostra attività. Grazie. Una buona giornata. Buona giornata. Per noi c'è un altro momento di sosta e poi parleremo ancora della città di Catania, cercheremo di capire cosa si può fare con i fondi del decreto Caivano per il quartiere catanese San Cristoforo. A fra pochissimo. Allora, rieccoci di nuovo in studio, do il benvenuto e il buongiorno al professore Colloca, buongiorno, che è componente del cantiere per Catania. Intanto ci spiega cos'è il cantiere per Catania, cioè la parola ci fa capire che si sta lavorando, in un cantiere si lavora. Di solito è così e lo è anche nel cantiere per Catania, nasce nel 2023 per volontà di donne e uomini laici, laiche che si riconoscono nel mondo cattolico, nella cultura e nei valori cattolici e che nel 2023 si pone il problema con un documento che si intitolava Organizziamo insieme la speranza di dibattere su temi chiave per le elezioni amministrative che appunto furono nel 2023 nella nostra città, ovviamente con uno scopo, quello di problematizzare questioni che ci sembravano centrali, non certo per dire chi dovesse essere votato secondo noi. Insomma, la vostra vocazione è individuare la questione, il nocciolo. Esatto. Cosa fare per? Esatto, quindi costruire nel 2023 uno spazio pubblico di confronto su temi, anche ci furono anche momenti ospitati dal cantiere con i vari candidati, ha un precedente importante quando nel 2022 anche Catania si unì, sempre attraverso questa porzione del mondo cattolico, laico, a quell'appello di molti intellettuali italiani e non, sull'importanza di andare a votare alle elezioni nazionali e regionali, e anche lì la centralità era sui temi, non tanto ovviamente su chi andare a votare, perché quello diciamo è questione molto legata alle proprie scelte valoriali e ideologiche. Allora, stamattina, a proposito di cosa fare e come fare, parliamo di Assieme per San Cristoforo, che è un altro vostro progetto, un progetto che non è solo vostro, però voglio dire siete stati i primi firmatari. Sì, la ringrazio per il come che è stato inserito nella sua domanda, perché il cantiere per Catania all'indomani di un documento importante e apprezzabile, cioè quel decreto legge numero 208 del 31 dicembre 2024, dove il governo individuava in 7 città tra nord, centro e sud Italia, fra cui nella nostra isola Catania e Palermo, e con riferimento a Catania il quartiere di San Cristoforo, la possibilità di interventi per agire sul contrasto, rimozione della vulnerabilità sociale. Da qui l'idea del cantiere che poi nell'arco di pochi giorni, devo dire la verità, ha elaborato la settimana scorsa un documento che ha sottoposto ad altri attori della società civile, istituzioni, quando dico istituzioni penso alle scuole, a parrocchie, cooperative, che non fossero solo espressione
situazione del quartiere di San Cristoforo, perché San Cristoforo è la città di Catania, esattamente come lo è Librino, anche se poi a volte sentiamo dire a molti che vivono a Librino per questa sensazione di lacerazione di rispetto alla lontani, città, abbandonati, sì, no? E nel gergo spesso si dice scendo a Catania, e questo è già, per chi come me fa il sociologo, la percezione di un distacco. Quindi l'idea qual è? Quella di aver realizzato un documento che poi, diciamo, è stato condiviso e sottoscritto da una sessantina di attori sociali e istituzionali. Tra l'altro noi abbiamo avuto una riunione del cantiere proprio ieri e le sottoscrizioni sono aperte, abbiamo superato gli 80 sottoscrittori e il documento in realtà vuole rappresentare una mano tesa, questo mi piace sottolinearlo, nei confronti dell'amministrazione locale, come lo dovrebbe essere l'associazionismo, la società civile, tutte le volte che ci sono occasioni che, come ricorda il quarto comma della Carta Costituzionale all'articolo 118, cioè dove si parla di sussidiarietà orizzontale, e poi il codice del terzo settore, non ultima la sentenza della Corte Costituzionale del 2020, in realtà quando ci sono questioni sociali significative, e ce ne sono e si addensano evidentemente in questa sorta di periferia in centro che è il quartiere di San Cristoforo, il legislatore raccomanda vivamente alle amministrazioni locali di attivare processi di ascolto, consultazione, coinvolgimento della società civile. Professore, ci sono risorse importanti per il quartiere di San Cristoforo, sono 25 milioni, a questi si aggiungono credo anche altri fondi europei. Sì, credo fondi del PON Metro che potrebbero proiettare in 40 milioni. Sono 15 circa, se non ricordo male. Esatto. Quindi significa che è un'opportunità che probabilmente non si ripeterà più. Sì, questo ormai... Almeno a breve scadenza. È vero, questo ormai diciamo è un po' il filo rosso dei fondi PNRR, no? Perché questi denari arrivano anche da lì, per cui il rischio della irripetibilità è sempre dietro l'angolo. Questo cosa significa? Significa che con un decreto legge che pone 60 giorni di tempo per la programmazione di alcuni interventi che poi devono essere posti al vaglio del Consiglio dei Ministri, bisogna, come l'amministrazione locale sta già facendo, lavorarci da subito. Ora siamo, secondo noi, come cantiere, ma diciamo con questa filiera di società civile, convinti che il momento della partecipazione non rallenta assolutamente le decisioni che l'amministrazione locale maturerà, quanto piuttosto ne accrescerà la legittimazione sociale, anche perché non si può, a mio avviso, pensare di fare interventi in quartieri così addensati da problematiche sociali, culturali, economiche, anche della qualità fisico-ambientale e non ultima per importanza la densità criminale, senza fare un'analisi di contesto e quindi comprendere anche a partire dai dati in che contesto si sviluppa questo quartiere, di cui evidentemente vanno anche definiti i confini perché non coincide perfettamente con una circoscrizione, e poi costruire evidentemente una mappa dei bisogni e delle priorità. Però noi non vogliamo dire a nessuno come deve fare il suo lavoro, vorremmo soltanto che ci fosse attenzione per un metodo ispirato ad una sussidiarietà. Professore, prima di salutarci, immagino il confronto con l'amministrazione sia aperto. Certo. Ci può dire che cosa su che cosa voi avete puntato l'attenzione in particolare, se c'è un progetto che secondo voi va perseguito? Allora, come le accennavo, noi ci siamo riuniti già ieri, dopo la sottoscrizione aperta che dicevo del documento, e insistendo prevalentemente, visto che sono tanti i firmatari di sensibilità e di culture anche differenti, abbiamo insistito sul metodo. Mi piace, non voglio sfuggire alla sua domanda, no, assolutamente. E che abbiamo dato in questo momento priorità al metodo. Lo ricordiamo a noi stessi come società civile, lo ricordiamo all'amministrazione, che esiste un metodo partecipato, un metodo fondato sull'ascolto, sul confronto anche dialettico laddove è necessario, perché solo questo può anche permettere di innescare delle economie di scala per chi deve in poco tempo, come l'amministrazione locale, decidere, e secondo noi farlo con la più ampia legittimazione sociale. Quindi a noi sta a cuore il quartiere nella sua interezza ed è il metodo in questo momento il nostro vero
vero contenuto. Quindi metodo e non tanto quello che si deve poi concretamente, perché quello che si deve fare, insomma, si sa cosa manca. Infrastrutture su tutto e non solo quelle, luoghi di aggregazione per i più giovani, incrementare la possibilità di potersi aggregare e avere anche la socializzazione che può anche aiutare molti di questi ragazzi che molte volte si disperdono, anche si allontanano dalla scuola. Ecco, parliamo di bambini anche. Attenzione. Non c'è dubbio, quando già nel decreto legge all'articolo 1 si parla di vulnerabilità sociale, lei ha citato tutta una serie di questioni che orbitano e declinano la vulnerabilità sociale. Abbiamo popolazioni fragili, che sono le donne, che sono i minori, che sono gli anziani, che sono i disabili, che in quartieri dove c'è anche una certa fragilità, talvolta delle azioni di welfare, che non solo contingenti legati a questa amministrazione, sono problemi legati alla capacità di spesa pubblica. Evidentemente questi quartieri rischiano di registrare popolazioni intrappolate che in qualche modo non riescono, dai più giovani ai meno giovani, ad esprimere al meglio i loro talenti, i più giovani, e ad esercitare tutte le altre popolazioni quel diritto alla città che significa non essere segregati, non essere periferizzati, non essere considerati, come dal titolo di un vecchio film, brutti, sporchi e cattivi. E quindi per questo a noi oggi sta a cuore il metodo, perché un certo tipo di metodo può dare certi risultati. Allora, buon lavoro davvero al Grazie. professore Carlo Colloca, che è componente di Cantiere per Catania, non solo a lei ma a tutti i componenti di Cantiere, ma anche alle associazioni che con voi lavorano e si confrontano e, perché no, danno importanti input per quello che c'è da fare, non solo per San Cristoforo nella circostanza, ma per tutti i vostri progetti. Sì, tra l'altro mi viene da dire San Cristoforo può essere una straordinaria palestra di partecipazione e di dialogo fra società civile e istituzioni, tenuto conto che c'è la grande sfida del piano urbanistico generale in città e la partecipazione va allenata, ce lo ricorda anche il Presidente Mattarella nel discorso di fine anno. Grazie, buongiorno, Grazie a lei. buon Grazie. lavoro davvero. Ci Grazie. fermiamo, andiamo a vedere le pillole di Almanacco e poi, tema più leggero come ogni mattina, scrutiamo le stelle, così alleggeriamo questa nostra mattinata. A dopo. Oggi 21 gennaio è la giornata mondiale degli abbracci. È scientificamente dimostrato che abbracciarsi ha su ognuno di noi dei grandi benefici sia sul nostro fisico che sul nostro umore. Un abbraccio è in grado di rinforzare il sistema immunitario, ha effetti positivi sul sistema cardiovascolare riducendo la pressione arteriosa e inoltre riesce a difenderci dal freddo, permettendo alla temperatura corporea di alzarsi. Uno studio condotto dalla School of Medicine dell'Università della California dimostra come lo stimolo emotivo provato durante un abbraccio agisca direttamente sull'amigdala, responsabile delle emozioni all'interno del nostro cervello, e contribuisca alla produzione di ossitocina. Perché l'abbraccio faccia effetto è però necessario che duri almeno 20 secondi e questa è la durata minima per scatenare la reazione chimica che migliora l'umore. Ma sapete che ogni persona emette raggi infrarossi? Avete presente quei film o serie in cui delle spie o dei malintenzionati provano ad entrare in un'abitazione o in una banca, ma trovano davanti a sé dei sensori che rilevano la loro presenza e fanno scattare un allarme? Si tratta di sensori passivi a infrarossi. Una variazione del livello su più aree della stanza segnala la presenza e il movimento di un intruso. Allora, come anticipato è il momento delle stelle, è il momento di Marco Amato. Buongiorno Marco. Buon caffè. Buongiorno Angelo, grazie. La voce sta lentamente migliorando, lentamente però. Lentamente. Però penso che il caffè possa contribuire certamente a facilitare questo. Il caffè fa miracoli. Il caffè fa miracoli. Allora,
Intanto, come sempre, prima di capire che cosa ci riservano le stelle, abbiamo un personaggio su cui mettere attenzione. Dico bene? E dici bene, proprio perché è un personaggio che mi ha molto stupito in questi giorni per i risultati che ha conseguito. Ebbene, parlo di Bad Bunny, che è riuscito in soli 13 giorni a superare 1 miliardo di visualizzazioni su Spotify. Ebbene, c'era riuscito soltanto lui stesso prima in 14 giorni. Adesso ha aumentato il record. Solo in battuta rimane la grande Taylor Swift, che addirittura ci riesce in 6-10 giorni. Ebbene, questo enorme carico su Spotify ha chiaramente un enorme successo canoro agli album prodotti da entrambi i cantanti, ed ecco che questo record offre la possibilità di dare uno spaccato alla nuova fruizione musicale moderna e digitale che nella contemporaneità adesso è vigente. Ebbene, in questa duetto tra i due Bad Bunny e Pesci, mentre invece Taylor Swift è Sagittario, segni retti dagli stessi pianeti, da Giove e da Nettuno, entrambi, ma in realtà il pianeta Urano, quello della tecnologia, quello che nei loro 2 oroscopi conta di più, a compiere questa magia. Urano è il pianeta che nei nostri oroscopi ci dà la capacità e la possibilità di essere veloci e di arrivare prima di tutti. Ebbene, oggi le stelle hanno in serbo un po' un reticolato planetario molto particolare. Il Sole è in Acquario, quindi è il momento dei segni d'aria, dei Gemelli, della Bilancia e dell'Acquario, ma appena entrato il Sole è congiunto a Plutone, quindi ha una grande forza creativa, ma soprattutto il Sole col suo indice di luminosità e chiarezza vuole dipanare le ombre del misterioso Plutone, quindi un momento in cui si svelano i trucchetti. Ed ecco cosa accade sulla ruota zodiacale. Ariete, e sicuramente con gli amici che avrete molto più chiare le direzioni, proprio perché Plutone porta chiarezza a quest'area, quella delle amicizie e delle relazioni estese, anche quelle d'equipe e dei gruppi di lavoro. Toro, e beh, per voi invece il contrario, perché è una quadratura, è proprio un periodo in cui dovete stare attenti a non fare passi falsi e a non impelagarvi in qualcosa che potrebbe non essere molto redditizio. Scusate. Gemelli, la giornata invece, non solo oggi ma tutto il mese, sarà assolutamente votata ad una ripresa sentimentale. Tutto quello che pensavate di non capire nell'ambito sentimentale adesso si fa chiaro. Cancro, per voi è un qualcosa che ha a che fare con le sensazioni, con i sogni, proprio perché tutte le emozioni che spesso sentite prima che si verifichino alcuni fatti vi daranno ragione, è il vostro intuito, la vostra forza. Leone, per voi è un'opposizione zodiacale, quindi invece i misteri si infittiscono. Forse sarà un periodo in cui scoprirete come stanno veramente le cose tra voi e una persona che amate. Vergine, per quello che riguarda voi c'è un aumento di capacità e possibilità lavorativa. La tecnica vi soccorre, è il momento di impiegare queste capacità al lavoro. Bilancia, uno stupendo trigono per voi che parla d'amore, d'affetto e di creatività. Per voi è passione allo stato puro. Scusate, per cui Fiorenza, cercherete di... adesso finiamo, dai, stiamo arrivando. Stiamo arrivando. Scorpione, la vostra capacità con Plutone di essere fascinosi aumenta di misura. Sagittario, per voi è un periodo comunicativo che si apre con viaggi e spostamenti importanti. Capricorno, finanza, per voi si chiariscono le possibilità di poter investire meglio. Acquario, re della creatività con questa configurazione. Potete di tutto, utilizzate il vostro talento come vi pare. Pesci, per voi è importantissimo avere l'intuizione giusta per compiere una
decisione importante che abbia a che fare col lavoro. Dovete puntare ad essere più ambiziosi. E detto questo, scusate la voce, vi auguro una splendida giornata. Marco, conserva la voce, garantiscila per la giornata di domani, così magari ti troveremo certamente più in forma. Buona giornata a te, buon caffè. Emanuela, una pillola proprio dai giornali, dai quotidiani. Sanremo? Parliamo di Sanremo, perché già arrivano le prime pagelle per le canzoni che appunto sentiremo sul palco dell'Ariston. Siamo alla pagina degli spettacoli del Fatto Quotidiano e allora un Sanremo al fentanyl, così oggi titola i migliori in questo articolo di Stefano Mannucci. Sarebbero Brunori Sass, poi Lucio Corsi e Gioan Tiele, mentre invece i peggiori Emi Schilla, Marcella Bella, che è l'unica siciliana che concorre, e Francesco Gabbani. Ed è già subito polemica, perché poi il bello di Sanremo è questo, che da un lato c'è lo spettacolo, ci sono le canzoni. Questa è l'opinione di, abbiamo detto, della collega Mannucci. Vabbè, chiaramente poi ognuno ha i suoi gusti, Esatto. è chiaro, i critici scrivono quello un po' che vogliono. E subito polemica, Emi Schilla propone una brutta canzone piena di droghe, da qui il titolo appunto un Sanremo al fentanyl. Tony F invece fa il califano della situazione, Cristicchi è commovente, per Giorgia è un felice ritorno. Quindi già ci sono i pronostici tra i favoriti, eccoli qua, Tony F, Giorgia e appunto Simone Cristicchi che torna sulla palco dell'Ariston. Grazie Emanuela, a domani con Buongiorno Sicilia, ci salutiamo in musica visto che veniamo fuori dalle ultime notizie su Sanremo. Stasera stamattina per noi c'è il maestro Roberto Vecchioni e la sua Samarcanda. A tutti una buona giornata.